fatto nel frattempo, le cose importanti sono solo quelle che fai tu, hai capito? Esperienze differenti sono quelle che fanno da sfondo alla progressione artistica di Mario Basile, la passione per la batteria, gli studi al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, poi le influenze a sud, non solo quelle italiane ma soprattutto quelle di carattere internazionali provenienti dal nuovo continente, con il viaggio verso l'America del Sud che è stata slancio fondamentale per lo sviluppo della carriera artistica. Arrangiamenti, la possibilità di mischiare le culture diventa assai trainante per un progetto personale che continua a prendere forma e che porta all'atto primo di un lavoro discografico che riporta Basile a casa a distanza di anni. Core è il titolo del primo assaggio del filo che tiene uniti emisferi opposti che hanno trovato nella musicalità la possibilità di incontrarsi a sud, mischiando i suoni del momento e la millenaria tradizione della lingua napoletana. Ho avuto la possibilità di tornare adesso attualmente con una casa discografica che si chiama Mediterranea Med Music per questo nuovo progetto. Questa etichetta discografica voleva riproporre in chiave partenopea, diciamo, la musica che va adesso attualmente di moda, che sia il reggaeton, che sia la salsa, bachata, ma anche merengue, insomma musica che attualmente si balla nelle discoteche. Quindi perché non riproporre questo genere musicale però con la nostra lingua? Per me è stato un piacere, prima di tutto per ritornare al mio paese e secondo per fare una cosa che mi piace in questa avventura diciamo latino-napoletana. Ecco, un'avventura da cui è nato nel frattempo il primo singolo, ecco i riscontri che hai raccolto in questi primi 20 giorni dall'uscita. A Napoli si sta facendo reggaeton, alcuni ragazzi giovani, talenti stanno rappresentando questa musica, però io sono venuto con dei suoni che sono propriamente colombiani, perché gli arrangiamenti io li faccio in Colombia, insomma, con le persone che producono reggaeton. È stato un buon riscontro. Per le radio sta suonando tanto e cominciamo adesso a fare anche qualche concerto, qualche programma televisivo e piano piano con umiltà andiamo avanti. Dal singolo al disco fino al live che ha una particolarità, ecco, racconta un po' il mondo dell'America Latina. Sì, il live che io presenterò diciamo è incentrato principalmente sull'animazione perché insomma in Latino America la cultura del vivere quotidiano è quella di divertirsi ballando, è tutto concentrato sul divertimento e sull'animazione. Quindi il mio spettacolo comprenderà, insomma, a parte che ho dei ballerini cubani insomma, che mi aiutano, anche il mio DJ che lavora con me è un venezuelano. Lo spettacolo sarà improntato su musica bachata, salsa, merengue, reggaeton, balli di gruppo, insomma, dove noi coinvolgiamo direttamente le persone. Per dirti, anche se tu non conosci una canzone, però seguendo i ballerini balli, insomma.